Oggi la sezione Monte Ortigara, la sezione che nella città di Asiago ha il suo simbolo in quell'aiten, in quel sacrario che finalmente sembra venga restituito al civico culto. È l'altopiano con la sezione Monte Ortigara Asiago ad aprire lo sfilamento delle penne nere del Vicentino. Dopo Belluno, Treviso, Padova e Venezia sfilano gli alpini della terra vicentina tra l'emozione. Salendo in altopiano non c'è balsa che non ci racconti un pezzo di storia d'Italia. Poi è la volta della sezione Monte Grappa Bassano del Grappa. Sulle note di Monte Grappa tu sei la mia patria. Sfila il generale che oggi si occupa dell'organizzazione di Milano Cortina 2026. Sfilano i cittadini di Bassano che vestono orgogliosamente l'uniforme e portano il cappello alpino. Sfilano i sindaci non solo della Pedemontana del Grappa, sfilano gli eredi di quelle famiglie costrette al profugato, ma che ritornate sulle balze e le pendici hanno saputo ricostruire questo spicchio di terra a cavallo tra la Brenta, tra la provincia di Treviso e di Vicenza, ancora più florido e ricco di prima. È un dovere nei confronti di tantissimi alpini del nostro territorio, ma soprattutto per la nostra terra, l'identità che rappresenta Bassano del Grappa e tutto il suo comprensorio. Quindi insomma una grande festa come ogni anno e gli alpini sono sempre super. E dopo Bassano è la volta di Marostica, Valdagno e Vicenza Montepasubio. E i blocchi si susseguono perché le penne nere di Vicenza, appresa la lezione della dunata dello scorso anno, non volevano e non potevano sicuramente mancare all'appuntamento di Biella. Quest'onda verde, accoglietela con gioia, sono gli alpini vicentini, gli alpini che hanno raggiunto Biella per sfilare orgogliosi e testimoniare ancora una volta il loro grande cuore alpino. È Verona a chiudere il quarto settore delle penne nere del nord-est. Questo settore di Verona è una speranza, non è qualche cosa di